presentiamo oggi non è un reparto di degenze o di ricoveri, è un reparto squisitamente diagnostico, il reparto di anatomia patologica dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania, che è diretto dal professor Giovanni Bartoloni. Andiamo ad incontrarlo. Professore Bartoloni, di che cosa si occupa questo reparto? Cos'è l'anatomia patologica e perché tante volte viene confusa con la patologia clinica? Che differenze ci sono? Sì, lei ha toccato un punto importantissimo. La nostra atavica confusione con la patologia clinica è più che altro culturale. In realtà noi ci occupiamo sì di analisi, ma di morfologia analitica. Quindi noi andiamo nell'immagine, l'immagine istologica, che è quella che produrrà poi la diagnosi istologica, che sarà quello che poi interesserà il referto nella maggior parte del nostro lavoro. Quindi non numeri, non dati, valori, o meglio, valori, forme, certo, che voi dovete interpretare. Sì, fate questo? Certamente, infatti il cuore della nostra diagnostica è poi l'interpretazione. Quindi il concetto è un concetto, mi si concede il termine di ermeneutico, cioè noi dobbiamo tirare fuori il significato delle immagini che derivano dal nostro preparato istologico che viene effettuato a partire dalla biopsia, momento importantissimo che è il prelievo di tessuto dal paziente, che ha un valore diagnostico che va enfatizzato nel migliore dei modi. Ci sono diverse modalità? Certamente ci sono diverse modalità. Intanto il criterio principale è quello della interpretazione del materiale, anche se in quantità minima, quindi tirare fuori il maggior significato anche da una quantità poco cospicua. La prima cosa è successivamente andare a dare una diagnosi definitiva, ma non è solo questa la diagnostica istopatologica, perché la nostra attività, che potrei dire molto spesso oggi, forse il termine che verrà fuori più spesso è quello dell'andare oltre. Oltre? In realtà noi oltre cosa? Oltre l'intervento chirurgico? Andiamo oltre gli occhi del clinico. I pazienti hanno tutti molto spesso una sintomatologia simile e noi quindi siamo chiamati ad andare oltre quella che è la sua clinica e andare microscopicamente a vedere qual è la base patologica della sua malattia. Successivamente ne verranno fuori una serie di quadri che poi dobbiamo ricompattare per fare la diagnosi. E c'è sempre un oltre in medicina? C'è sempre un oltre, perché la medicina oggi ci chiama ad avere dei confini molto fluidi, molto elastici, che poi vanno espansi successivamente per diversi livelli. Uno è il livello morfologico, è quello di cui abbiamo parlato, ma poi esiste il livello molecolare, il livello epigenetico, attualmente metagenomico, c'è tutta una serie di confini che sistematicamente vengono infranti e che ci chiamano a richiamare dal materiale in esame tutto quello che è necessario per la caratterizzazione di una malattia, ma anche per la caratterizzazione di una malattia nei confronti di una terapia deve essere effettuata. Per fare questo ovviamente bisogna disporre di apparecchiature importanti, all'avanguardia. Certamente. Al di là delle apparecchiature di base che servono per produrre il preparato istologico, che è quello che si guarda al microscopio, è necessario avere ovviamente tutta quella serie di apparecchiature che ci servono per produrre la tipizzazione molecolare, per esempio. Nello specifico abbiamo un reparto di biologia molecolare con delle attrezzature che devono essere assolutamente all'avanguardia, perché sempre più veloci e sempre più capaci di determinare caratteristiche molecolari sempre nuove. Che medici lavorano qui? Che specializzazioni hanno? Che personale ha? Allora, il medico, l'anatomopatologo, ha una specializzazione in anatomia patologica e deve essere in grado di saper campionare il pezzo, ovvero richiamare da quel pezzo quelle che sono le sue caratteristiche essenziali, prelevarne una piccola parte e successivamente destinarla alla processazione che produce il preparato istologico e successivamente interpretarlo. È una specializzazione complessa
che attualmente in organico abbiamo 7 medici, cioè 6 medici e il direttore dell'unità operativa, e 7 tecnici. Ovviamente non dobbiamo dimenticare la figura del tecnico, perché tutto quello che sta prima della lettura del vetrino è la fase tecnica, ovvero quella la preparazione, che è appunto, del vetrino. A ciò si aggiungono le caratteristiche biomolecolari del materiale che noi esaminiamo, per cui c'è anche un organico di biologi, 2 biologi, ben 2 borsisti e un tecnico. Quante diagnosi fate in media all'anno? Allora, esistono 2 modi per contare i casi. Uno è quello di contarli in base alla loro tipologia e di quanti pezzi sono costituiti. In realtà noi li contiamo per paziente e da questo reparto passano 14.000 pazienti all'anno. 14.000 casi. Cosa sono queste pareti che foderano appunto i vostri corridoi con tutti questi piccoli cassettini? Un'altra necessità è quella della produzione diagnostica, ma a monte di quella produzione diagnostica c'è l'archivio. Il materiale che è stato fonte del preparato istologico viene successivamente archiviato definitivamente. Stabilizzato e conservato. Per quanto tempo? Per quanto tempo? Non meno di 10 anni. Quindi questi sono tutti non meno di 10 anni, con i preparati istologici che devono essere conservati in maniera indefinita. Attualmente la normativa parla di 10 anni, ma è indefinita per esempio per i preparati istologici, cioè i vetrini. Quindi vetrini e blocchetti in paraffina, che sono esattamente questi piccoli frammenti inclusi in una quantità di paraffina. Questi sono la fonte del preparato istologico che poi verrà colorato e che sarà esaminato al microscopio. Professore, si parla molto di intelligenza artificiale, di come possa a volte aiutare, sostituire l'uomo. Nel caso vostro, l'IA, l'intelligenza artificiale, può fare diagnosi? L'intelligenza artificiale, come in tutti i campi della medicina, può sicuramente aiutare il medico, il professionista, nella velocità della diagnostica. Non può sicuramente entrare in merito, ovviamente, nella qualità diagnostica in senso stretto, perché alla fine la parte interpretativa non può essere ancora sostituita. L'intuito umano a volte, la composizione di tutte le informazioni, perché noi entriamo nel microscopico, ricompattiamo poi nel macroscopico per fare una diagnosi, e tutto ciò deve essere tra l'altro composto da una serie di quadri che devono essere di accompagnamento, che deve essere assolutamente coerente con quello che dicono tutti i colleghi che partecipano al caso, colleghi che sono fuori da questo reparto, cioè gli specialisti che ci hanno inviato il caso. Infatti esistono i GOM oggi, cioè questi gruppi multidisciplinari, e la nostra diagnosi deve essere assolutamente confrontata con quella che è la coerenza clinica di una diagnosi. Non è più come una volta in cui molto spesso la diagnosi istologica andava, come dicevamo, oltre e restava ferma e definita. Come vede questo reparto nel futuro? Come lo immagina, come lo sogna fra qualche anno? Prima di questo le voglio dire una cosa che di solito non viene compendiata perché ci si ferma, ma noi abbiamo detto che oggi andremo oltre. E questo oltre è anche una diagnostica che si ferma anche dopo la vita. Noi facciamo la diagnosi autoptica e molto spesso la diagnosi autoptica è un oltre che va oltre il reparto. E che cos'è la diagnosi autoptica? È una diagnosi istologica, quindi mediante i preparati di cui parliamo, di ciò che ha caratterizzato una malattia che purtroppo ha avuto una prognosi infausta. Ma è importante definire e uscire con questo concetto. Nei reparti dove si fanno i riscontri diagnostici, ovvero le autopsie, la qualità diagnostica è più alta perché i medici richiedono le autopsie. Tutto ciò significa che la qualità diagnostica del reparto, che vuole andare oltre la diagnosi clinica, che poi vuole vedere se ci sono degli aspetti reconditi la ricerca impara malattia, anche da questo, da cui bisogna poi imparare eventuali approfondimenti che sono necessari per le altre volte. Quindi non dimentichiamo che compito dell'anatomopatologo è anche la diagnostica autoptica. Questo e per quanto riguarda il futuro? Per quanto riguarda il futuro,
l'anatomia patologica è proiettata verso la caratterizzazione molecolare delle malattie per andare sempre più verso una caratterizzazione tipica, ma non della malattia in sé, ma del singolo paziente. Molto spesso si parla di vestito molecolare, cioè una serie di caratteristiche molecolari e morfologiche che insieme compongono la peculiarità della malattia di quel paziente. Quindi la diagnosi che viene interpretata e cucita addosso al paziente si fa paziente per paziente. Un'anatomia patologica che insieme alla biologia molecolare e alla oncologia riesce a caratterizzare meglio la malattia del singolo paziente sarà l'anatomia patologica del futuro. E questo vostro reparto opera anche in sinergia col Dipartimento Materno-Infantile del professore Ettore. Che cosa fate in particolare? Sì, certamente. La diagnostica anatomopatologica di questo reparto si compone anche di un grosso settore che è quello della patologia autoptica placentare e fetoplacentare, cioè ci occupiamo dello studio delle placente dei neonati e al tempo stesso della patologia fetoplacentare qualora ci siano dei decorsi infausti di gravidanza. Questo per dare messaggi dal punto di vista epidemiologico migliorativi nei confronti delle nascite successive. Posso dire che questo centro è un centro di riferimento perché è uno dei pochi 3-4 centri nazionali che ha prodotto le linee guida sullo studio della placenta a livello nazionale. La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro insieme con il suo staff. Grazie. Abbiamo investito tanto in attrezzature per questa struttura perché sono quei servizi che diventano fondamentali per l'efficienza degli altri, perché velocizzare, performare ed efficientare l'anatomia patologica con quegli esempi in cui si riesce a efficientare il percorso di cura, perché avere una diagnosi corretta, più esauriente possibile, nei termini più brevi consente una guarigione più importante, più immediata del soggetto.